Buon pomeriggio e ben ritrovati. Sicilia 24 Focus torna a occuparsi del fenomeno dilagante, devastante del crack, di questo mostro orribile che sta portando via tante vite, tante giovanissime vite. È quello che è accaduto e lo abbiamo raccontato durante uno dei nostri Focus a Giulio Zavatteri, e da quel momento il papà Francesco, il dottore Francesco Zavatteri, non ha smesso un solo giorno di lottare, di pensare, di forse elaborare e rielaborare questo lutto terribile per cercare di trasformarlo in un monito all'azione, per cercare di tendere una mano perché non ci siano tanti altri Giulio Zavatteri. Mi collego con Francesco Zavatteri. Buon pomeriggio, dottore Zavatteri. Buon pomeriggio. Allora, ci siamo lasciati qualche mese fa, un po' di mesi fa. Abbiamo raccontato, grazie a lei, la storia di questo suo figlio meraviglioso, con tante virtù, ma anche con una caparbietà particolare, no? Quella in fondo di non volersi fare aiutare. Se non ricordo male, a un certo punto Giulio ha detto che non voleva essere aiutato. È così? Sì, Giulio aveva una grande sensibilità, una grande fragilità e purtroppo era convinto che usando le sostanze avrebbe mitigato questo suo malessere, questo suo male di vita, male di vivere, che noi non siamo riusciti mai a comprendere quali fossero le reali ragioni, perché insomma era circondato dall'affetto di tutti, di due fratelli che lo amano tantissimo, eppure nonostante tutto lui ha preferito sempre addentrarsi in questo mondo terribile della dipendenza da sostanze stupefacenti, fino alle estreme conseguenze che ci hanno provocato un grande dolore. Allora, da quel momento è nata in lei la voglia, pian piano, non è stato forse un fatto immediato, di dare una mano, di tendere una mano. Lei ha compreso questo fenomeno talmente tanto, lo ha vissuto in modo personale talmente tanto, da essere riuscito forse meglio di tanti altri a capire dove poteva in qualche modo stare la chiave di volta per aiutare qualcuno. A che punto stiamo? A che punto è la casa di Giulio, che è stata appunto inaugurata proprio per rispondere a questa esigenza, cioè quella di aiutare chi stava nel vortice? Allora, la casa di Giulio è una realtà che già esiste, perché abbiamo creato dal nulla due sportelli di ascolto che, ricordo sempre a tutti, si trovano uno al centro Ippocrate, proprio a Ballarò, e un altro alla Casetta della Salute a Piazza San Saverio, dove il fratello di Giulio, Vincenzo, che ne è responsabile, coadiuva due bravissime giovani dottoresse psicologhe e un'altra giovane educatrice di strada molto in gamba. Lo scopo qual è? È quello di intercettare questi ragazzi, avvicinarli, cercare di accoglierli, di entrare in empatia con loro, e quindi un po' osservandoli, vedendo quali sono le loro esigenze e la reale soprattutto volontà di farsi aiutare, di smettere, per poi indirizzarli ad un percorso di, come dire, di autoanalisi, di rinascita, se vogliamo. Devo dire che molti di questi ragazzi hanno bisogno soltanto di qualcuno che gli tenda una mano, che li supporti e che accolga il loro modo di essere sensibili e dimenticati da tutti. Devo dire che già molti ragazzi hanno risposto, almeno 10 sono riusciti ad avviarli a dei percorsi in comunità terapeutiche, spesso a doppia diagnosi. Volevo dare due belle notizie: una, che a Palermo, in via La Loggia, aperto già da gennaio, è operativo il primo centro
di pronta accoglienza per tutti i ragazzi che fanno uso di crack o altre droghe, che hanno bisogno di essere aiutati e soccorsi nelle more di, diciamo, raggiungere una consapevolezza e una volontà di cercare di farsi curare adeguatamente. E un'altra è la prima comunità doppia diagnosi che è aperta a Leonforte, alla quale siamo stati invitati all'inaugurazione, dove sono già presenti diversi ragazzi in entrambe. Funzionano a pieno ritmo. Noi abbiamo celebrato, diciamo così, il 21° compleanno di Giulio nella comunità di pronta accoglienza di Via La Loggia, donando anche una tela che è stata generosamente fatta da Igor Scalisi Palminteri, molto bella, dove c'è Giulio e Diego, amici nella vita e purtroppo anche nella perdita, perché anche Diego, carissimo amico di Giulio, purtroppo, insomma, non ce l'ha fatta. In seguito all'uso delle sostanze ha perso la vita anche lui. Allora, dottore Zavatteri, lei parlava dell'ambulatorio Ippocrate? Sì. Quindi questo che noi abbiamo lanciato al momento in cui è stato appunto inaugurato, anche alla presenza del Presidente della Regione, è qualcosa che sta funzionando, perché quanto assolutamente sì, ci fa piacere sapere che le cose che vengono inaugurate, delle quali parliamo con tanta speranza, poi costituiscono un punto di riferimento. Sì, sì, funziona a pieno ritmo, è una bellissima struttura perché è stata ristrutturata dalle, come dire, era una struttura abbandonata, quindi ha bisogno di essere completamente ristrutturata, e adesso a parte che non sembra neanche una struttura ospedaliera, sembra un albergo, direi. È molto ben organizzata, ma soprattutto ci sono dei giovani operatori molto in gamba e molto determinati ad aiutare questi ragazzi, che è la cosa più importante, perché un po' come gli insegnanti nella scuola, non è la scuola che fa gli insegnanti, ma sono gli insegnanti che fanno la scuola, dico io. Quando uno trova un bravo insegnante, ha trovato veramente un motivo per vincere un percorso anche di vita sbagliato, come in questi casi. Allora, noi stiamo per cercare di metterci in contatto con Ismaele Lavardera, che doveva essere con noi, ma abbiamo un piccolo problema di collegamento, quindi speriamo di poterlo sentire almeno telefonicamente, perché Ismaele Lavardera è stato una spalla, no? per Francesco Zavatteri, ma non solo per Francesco Zavatteri, ovviamente per tutti coloro i quali in qualche modo ruotano attorno a un progetto importante come quello di appunto aiutare, perché nessuno può fare tutto da solo, è giusto, dottore Zavatteri? La sua straordinaria forza ha bisogno di appoggi, non c'è dubbio. Anzi, vorrei ringraziare pubblicamente Ismaele Lavardera, perché è stato forse una tra le persone che ci ha dimostrato più vicinanza, sia da un punto di vista affettivo, ma anche da un punto di vista di sostegno economico, anche per poter agire una serie di attività, una delle quali penso ne parlerà lui, non voglio togliergli la novità, ecco. Non so se riusciremo a mandarlo in onda, guarda, lo dico proprio serenamente, anzi poco serenamente, e mi dispiace davvero moltissimo, perché abbiamo qualche difficoltà in questo momento proprio con il suo collegamento. Allora facciamo così, dottore, ci fermiamo per una pausa, solo un attimo, e ritorniamo tra poco a Sicilia 24 Focus e racconteremo questa nuova iniziativa, che ovviamente sarà un'iniziativa anche questa volta al sostegno e all'aiuto. A tra poco.
Allora, siamo ritornati a Sicilia 24 Focus, oggi ci occupiamo dell'emergenza crack nella città di Palermo, ma non solo. Molto brevemente, dottore Zavatteri, che cos'è il crack e soprattutto quali sono i segnali che lei ritiene possano essere identificabili immediatamente come dire, un sospetto rispetto magari ai nostri figli che si sono avvicinati alle sostanze in questione? Allora, il crack è una tra le più micidiali sostanze stupefacenti attualmente in commercio a Palermo. Inventata, diciamo così, chimicamente negli Stati Uniti, è considerata la cocaina dei poveri. Perché? Perché è fatta con gli scarti della molecola della cocaina, viene, come si dice, tra virgolette, in gergo, cucinata con bicarbonato di sodio e di ammoniaca, forma delle aggregazioni di cristalli che hanno un aspetto un po' tra il bianco e il giallino, che viene fumata, come si dice, in pezzi. Costa pochissimo perché un pezzo oscilla tra i 5, 10, 15 euro e viene veicolata attraverso la marijuana. Oggi molti ragazzi fanno uso di marijuana e tutti cercano di legalizzare la marijuana, che per me non c'è cosa più sbagliata, perché già è una dipendenza che apre la porta ad altre dipendenze. Quindi quando questi ragazzini vanno, il più delle volte io sono inconsapevoli di quello che fanno, gli viene proposta in omaggio perché gli si dice che dà uno sballo migliore rispetto a quella della cannabis e quant'altro. E quando questi ragazzini iniziano a fumare una prima dose, già sono assolutamente dipendenti, inizialmente psicologicamente, e poi diventano dei dipendenti compulsivi. Ecco, questo crack, segnale, il segnale, mi dica intanto il primo segnale, poi andiamo a sentire Ismaele che abbiamo collegato telefonicamente, purtroppo solo telefonicamente. Allora, il segnale principale è una continua instabilità comportamentale, uno scattare alla minima sollecitazione. Se per esempio un genitore rimprovera un figlio, questo assume subito dei toni aggressivi, inizialmente verbalmente. Se magari uno insiste, si può anche arrivare a delle liti dove si arriva anche alle mani, così come una volta quindi è dei successo a me con mio comportamenti figlio anomali, delle caratteristiche chiaramente forse al momento non riconoscibili. Uno pensa vabbè poi passa, e invece magari potrebbe non passare ma peggiorare. Do il buon pomeriggio a Ismaele Lavardera. Le chiedo scusa, dottore Zavatteri, perché riusciamo forse prego. a sentire Ismaele. Oggi mi dispiace moltissimo non averti proprio visivamente con noi. Buon pomeriggio Ismaele Lavardera. Buon pomeriggio a voi, scusatemi, non riesco a capire come mai non riesco a collegare il mio Skype alla vostra regia, ma a prescindere da tutto ciò che conta è il risultato che grazie a Dio siamo riusciti a portare avanti, ed è quello che fa, il dottore Zavatteri. È un lavoro straordinario, un lavoro credetemi al di sopra con grande coraggio, perché riuscire a trasformare il proprio dolore in strumento anzi di forza, di incoraggiamento per le altre famiglie è un qualcosa di straordinario. Quindi io non ho fatto nulla di straordinario, semplicemente mettere a disposizione un emendamento economico che dipende appunto dai deputati, poterlo fare anziché spenderli per iniziative sacre, manifestazioni di paese. Ho preferito insomma spenderli per un'iniziativa lodevole, quindi nulla di eccezionale, credetemi. Allora Ismaele, di che cosa si tratta? Intanto parliamo di quello che ha fatto Ismaele Lavardera, appunto deputato regionale di Sud Chiava Nord. Ha fatto ciò che gli ha suggerito la sua coscienza, cioè utilizzare dei fondi a disposizione appunto per i deputati, questi fondi che normalmente possono andare, non so, alle sagre, alle feste del proprio territorio, no? Ecco, ha deciso di destinarli per poter realizzare quello che Francesco Zavatteri aveva detto essere un sogno, cioè quello di poter andare in giro per i quartieri con un mezzo medicalizzato che potesse tendere una mano appunto agli assuntori nei vari quartieri della città di Palermo. Una spesa anche importante, circa 80.000 euro, che sono andati tutti lì. È vero, è questo che avete fatto?
Sì, è chiaro che quando ho sentito la casa di Giulio, che ho conosciuto circa un anno e mezzo fa, quando ho parlato con il papà di Giulio, la prima cosa che ci siamo detti era questo: provare a mettere in campo un progetto alternativo, un progetto che andasse direttamente sui territori, anche perché parlando con loro, che sono gli esperti meglio di ogni qualsiasi altra persona, si fa fatica a volte anche ad avvicinare questi ragazzi, e quindi non c'è niente di migliore che mettere a disposizione uno strumento. Guardate, l'80.000 euro non è soltanto l'acquisto del mezzo, perché poi il mezzo è costato qualcosa come 30.000 euro, ma sarà modo anche per poterlo raccontare, essendo fondi pubblici, in maniera anche trasparente. C'è tutto un lavoro che va fatto anche di medicalizzazione, di manodopera, di persone che poi devono fisicamente andare in giro, esperti sanitari, quindi c'è un lavoro dietro incredibile, quindi è un inizio, un passo in avanti, non è la soluzione, nessuno qua sta dicendo che noi abbiamo trovato la soluzione, ma quantomeno nell'inerzia generale di un fenomeno che dilaga nelle nostre città c'è qualcuno che l'ha vissuto sulla propria pelle, purtroppo, anche in modo funesto, e che vuole mettere a disposizione la propria conoscenza per cercare di liberare tanti altri giovani da queste grinfie del crack. Quindi diceva bene lei, noi abbiamo a disposizione durante ogni finanziaria un budget che possiamo destinare per iniziative di qualsivoglia natura, e noi, insomma, io personalmente ho voluto fare questo emendamento specifico per l'acquisto di questa automobile, ma l'obiettivo, mi permetto di dire, padre di Giulio sarà d'accordo con me, non è tanto l'acquisto di questo mezzo, è uno degli obiettivi, ma il vero obiettivo principale è l'approvazione del disegno di legge che tutto il gruppo parlamentare, che ringrazio perché credetemi, io ho fatto un lavoro di squadra con i miei altri colleghi deputati che hanno firmato questo disegno di legge, che hanno scritto i ragazzi delle università, le associazioni, quindi non abbiamo fatto altro che presentarlo, e che questo disegno di legge è la chiave di svolta per poter affrontare seriamente il tema. La buona notizia è che abbiamo già esitato nelle commissioni di merito e che sta in questo momento negli assessorati per capire quanti soldi mettere. Se riusciamo a approvare questo disegno di legge entro questo anno, credetemi, sarà una risposta fondamentale più di ogni altra cosa, quindi il vero obiettivo è quello. Lavardera, in questo è presumibile, auspicabile che non ci siano barriere, nel senso che non ci siano schieramenti, cioè per una cosa come questa la politica dovrebbe essere unita tutta, o non è così? No, ma infatti le devo dire con grande onestà intellettuale che noi, quando abbiamo costituito questo intergruppo parlamentare che io presiedo, abbiamo messo tutti i partiti politici, e tutti quanti i partiti politici dell'Assemblea regionale siciliana hanno aderito senza battere ciglio, perché su un tema di questo tipo, come ben diceva lei, non c'è colore politico che tenga, non c'è destra, non c'è sinistra, non c'è centro, c'è il bene dei cittadini, e devo dire che questo ci sarà un grande passo di maturità. Paradossalmente questa situazione drammatica ha fatto sì che la politica si unisse. Allora questo va riconosciuto al Parlamento, va riconosciuto anche l'attenzione degli assessorati competenti, seppur con tutte le difficoltà, con le lentezze della burocrazia, perché questo c'è. L'obiettivo, mi diceva il padre Giulio, che ha sentito il Presidente dell'Assemblea Galvagno, che gli ha garantito che questo disegno di legge verrà portato in aula quanto prima. Quindi io semplicemente ho fatto da collante a un gruppo meraviglioso che sono tutti i deputati che hanno aderito, e tutti quanti veramente con grande senso delle istituzioni si sono messi a disposizione per questo progetto importantissimo, quindi va riconosciuto il merito. A volte la politica viene bersagliata, è vero, spesso e volentieri non fa quello che dovrebbe fare, ma in questo caso mi permetto di dire che la politica si è unita e non ha guardato i colori politici. Ecco, questa ipotetica legge anti-crack, chiamiamola così, è una legge che potrebbe essere una legge che coniuga prevenzione, repressione, che cosa? Ma è lo stesso titolo, no? Sì? È la prevenzione del fenomeno, perché quando a volte si arriva quando già evidentemente forse c'è poco da fare, mette insieme diverse figure. Guardate, io devo ringraziare la professoressa Clelia Bartoli, i ragazzi dell'Università di Palermo, i ragazzi dell'associazione di Ballarò, tutti quanti si sono messi lì a scrivere questo disegno di legge. È chiaro che non avevano le competenze poi tecniche legislative, quindi l'abbiamo dovuto un attimo modificare, rendere ovviamente fruibile dal punto di vista della legge in sé, ma loro hanno fatto un lavoro di base straordinario, quindi è un primo passo l'approvazione di questo disegno di legge, e saremmo, mi permetto di dire, anche la prima regione in Italia ad approvarlo. Guardate che il problema del crack non è soltanto il problema che affrontiamo noi in Sicilia. Il sindaco di Torino qualche giorno fa ha lanciato un appello drammatico, perché dice che nella sua città, a Torino, i giovani fanno utilizzo di crack in una maniera spropositata, quindi è un fenomeno che sta iniziando a essere presente in tutta Italia, quindi che la Sicilia sia già un passo in avanti e abbia già una legge pronta può essere anche uno strumento di sostegno per molti altri.
Allora, la sta ascoltando ovviamente il dottore Zavatteri, abbiamo fatto vedere questa foto di voi due insieme al ritiro di quest'auto che appunto dovrà essere ancora adattata per la causa e per la circostanza. Persone come il dottore Zavatteri che hanno sulla pelle, nell'anima, nel cuore la sofferenza, sono quelle persone preziose però che possono dire la loro e che possono contribuire tantissimo anche a creare, no? Un modus operandi. Un'opinione ovviamente di Lavardera e poi la saluto perché insomma vederci così, sentirci così non è proprio agevolissimo, quindi anche il contributo di persone come lui. Ma assolutamente, è fondamentale sapere che chi non ha nessun tipo di interesse se non quello di evitare che altre tragedie possono nuovamente consumarsi, quindi una persona che mostra questo desiderio, andare anche nelle scuole a parlare con i giovani, esatto, deve essere soltanto aiutato dalle istituzioni. Io lo dico con grande onestà, parlo anche un appello alle associazioni tutte, a tutti quelli che operano sul terzo settore: stiamo uniti, non facciamo la guerra tra questi, tra quelli. Io l'ho fatto come partito, nonostante sono all'opposizione, lo sapete tutti, ma davanti a un fenomeno di questo tipo ho abbracciato tutti i partiti, addirittura persino il partito di Cuffaro, lo dico qua pubblicamente davanti a tutti, che ha fatto parte di questo intergruppo parlamentare, perché davanti a una cosa del genere non c'è partito che tiene, tutti quanti hanno aderito in blocco, e quindi a settembre, anzi vi inviteremo, e questo poi lo dirà il padre di Giulio, all'inaugurazione, e lì non ci sarà telefono che terrà, non ci sarà video Skype che terrà, ci potremmo insomma salutare dal vivo. Intanto grazie per questo spazio, perché parlarne, credetemi, è fondamentale, parlarne è fondamentale. Grazie a te Ismaele Lavardera, è sempre un piacere sentirti e magari anche vederti, come abbiamo detto, a settembre, almeno a settembre ci riusciremo. Grazie ancora. E buon lavoro naturalmente. Allora, dottore Zavatteri, la casa di Giulio, come dicevamo, continua il suo lavoro, ma la casa di Giulio ha bisogno anche di un aiuto, di un sostegno, ed è un sostegno che chiedete pubblicamente, un sostegno che dovrà essere assolutamente documentato, cioè la possibilità di barrare una casellina per destinare appunto una quota, il 5 per 1000 appunto alla casa di Giulio. È così? Assolutamente, io sto lavorando affinché tutte le spese della casa di Giulio, ivi comprese le donazioni sul conto corrente, possano essere rese pubbliche, cioè vengano pubblicate anche da voi giornalisti sui giornali, affinché si capisca. Purtroppo l'Italia è il paese anche delle truffe, che dietro questa, chiamiamola così, questa impresa non c'è alcun scopo né volontà di arricchimento da parte di alcuno, soprattutto di me e dei miei figli. Questo ci tengo a dirlo, perché purtroppo, come spesso accade, ci sono persone che malevolmente mettono in giro delle voci che noi stiamo facendo un'opera di sciacallaggio sulla pelle di mio figlio. Insomma, io ho una professione, esercito la professione farmacista da 31 anni ufficialmente, ma in realtà da 40 anni ufficiosamente, nel senso che ho iniziato a lavorare anche prima di laurearmi in farmacia, perché è una tradizione di famiglia. E quindi pensate voi se io, dopo quello che è successo, abbia la minima voglia di speculare sulla vita di mio figlio, morto in un modo così terribile e così tragico. Dottore Zavatteri, lei però, che è un uomo sicuramente di esperienza e che ha vissuto la cosa più brutta che si possa vivere nella vita, no? Cioè sopravvivere al proprio figlio, sa bene che esporsi è sempre, come dire, c'è sempre, esponendosi, la possibilità di andare incontro, purtroppo, anche a detrattori, oltre che a proseliti, a persone che appoggiano. Purtroppo è quasi una regola, no? Una regola quasi di vita, ed è giusto però che lei abbia la possibilità di ribattere aspramente a questo tipo di cose, però insomma sta purtroppo nelle regole dell'esporsi, no? E questo lei se ne rende perfettamente conto. Sì. Guardi il bello, però guardi il bello di tutto quello che sta creando. Sì.
E per me la cosa più bella sarà quando si potranno vedere degli effetti consistenti di aiuto verso questi ragazzi. Una volta applicata la legge cominceranno ad aprire i primi drop-in a bassa soglia, le comunità a doppia diagnosi, le comunità stile San Patrignano in campagna, perché io qui lo dico e lo sostengo, per me il metodo San Patrignano, cioè quello di incanalare i ragazzi in dei percorsi dove, valutate le loro attitudini, si possa ritrovare il loro modo di essere, le capacità lavorative, si impegnino in qualcosa che riporti la loro autostima fuori, è l'aspetto fondamentale. Per me la dipendenza si combatte con il lavoro, con l'impegno, col sacrificio, per carità, laddove è necessario, con il supporto anche psicoanalitico e psichiatrico e laddove nei casi più gravi anche farmacologico. Però fondamentalmente bisogna questi ragazzi che sono in dipendenza da sostanze farli lavorare, tenerli impegnati, perché il loro cervello si butta negli abissi dell'autodistruzione. Dottore Zavatteri, ma in veramente... Sicilia, le chiedo una cosa, ma in Sicilia non c'è un modello simile applicato appunto al nostro territorio? Non esiste? No. Ci sono tante comunità, diciamo, terapeutiche. Per me la cosa importante è arrivare a delle comunità con dei percorsi terapeutici certificati, in modo che si possa condurre questi ragazzi a una salvezza certa, perché molto spesso entrano, poi scappano, poi vanno via, certo, ho capito cosa... di nuovo, perché il problema della dipendenza sono le ricadute. Allora, le chiedo una cosa, dottore Zavatteri, perché alla nostra messaggeria arrivano alcuni messaggi e li prendo come dei messaggi di richiesta di aiuto per certi versi, e mi chiedono, ma un'opera, cioè un'attività come quella che farete a Palermo è possibile in altre città? Penso di sì. Approvata la legge, sì. Approvato il DDL, sì. Perché lì a quel punto si potrà accedere ai dei finanziamenti della legge. Spero che non diventi un business come a volte accade, ma che ci siano delle persone che siano realmente interessate alla salvezza e all'aiuto di tanti ragazzi. Perché credetemi, io guardo negli occhi questi ragazzi e veramente stringe il cuore vedere dei giovani ragazzi che si perdono in questo modo perché diventano degli schiavi della droga. E non dimentichiamo mai che dietro la droga c'è la mafia che si arricchisce e acquisisce sempre più potere sul territorio. Le fanno una domanda, gliela giro, la leggo per quella che è. Dottore Zavatteri, lei che cosa pensa del rivolgersi come ultimo tentativo disperato alle forze dell'ordine quando ci sono degli episodi di estrema violenza in casa, cioè denunciare i propri figli, diciamola così? Assolutamente, bisogna assolutamente, laddove è necessario, non nascondere, ma denunciare il proprio figlio. Noi abbiamo dovuto farlo in qualche caso, perché, ma soprattutto per cercare di arrestarlo. Arrestarlo nel senso, in questo suo processo di autodistruttivo, dove questo ragazzo era pericoloso per sé, ma anche per gli altri. Quando si fa uso di questa droga, a un certo punto questi ragazzi non sono più capaci di rendersi conto di quello che fanno, quindi fanno qualsiasi cosa, sono capaci di qualsiasi cosa. Ecco perché è un dovere morale genitoriale, io l'ho sentito come un dovere morale genitoriale assoluto, quello di intervenire, perché da 8 anni il crack era arrivato a Palermo in particolare, tutti sapevano, ma tutti facevano finta di non sapere. Ed è una cosa veramente assurda per una società civile. Dottore Zavatteri, abbiamo finito il tempo. Io la ringrazio per essere intervenuto ancora. Mi commuove molto il suo agire, no? Non lo vedo più e questo mi dispiace perché volevo salutarlo.
vediamo un po' se riusciamo almeno a salutare il dottore Zavatteri, però certamente la sua attività non si ferma, probabilmente perché rimettiamo quella bella fotografia che è legata appunto al loro rapporto, al rapporto di padre e figlio. Eccolo qua, il dottore Zavatteri è rimasto con quella mano sul petto del suo Giulio e se la porta praticamente sempre sul petto, continuando a lavorare per tendere, come dicevamo in apertura, una mano. Grazie a tutti per averci seguito, il nostro Focus al momento finisce qui, un altro appuntamento domani con un altro argomento sempre alle 14:30. A tutti una buona serata.